Pronti, prontissimi per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi con noi Adriano Cossu, intagliatore artistico, ne vedremo delle belle. Restate con noi 2 minutini e ci siamo. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Ermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qui con Adriano Cossu, benvenuto qui a Corte Santa Maria. Sì, grazie. Intagliatore artistico, è la parola giusta? Sì, intagliatore artistico di vegetali. Di vegetali, quindi vegetali, formaggi, poi lo vedremo in questa lunga puntata insieme, ma subito volevo far vedere cosa ci hai portato qua, perché ci hai fatto una grandissima sorpresa. È qua sul nostro tavolino una delle tue creazioni dedicata a noi con il nostro logo, giusto? Mio babbo. Eccola qua, adesso i nostri potenti mezzi, eccola qua che siamo riusciti a inquadrarla, guarda che bella, fantastica, con il logo, tutta intagliata, spettacolare, grazie Adriano. Grazie a voi. Come l'hai fatta? Quando l'hai fatta? Stanotte? Quanto ci hai messo? No, stamattina l'ho fatta stamattina. Ah, stamattina, Sì, così, sì. in una mattinata? Mio babbo mi ha sempre detto quando vai nei posti bussa con i piedi. Ah, quindi, ok, perfetto. Quindi in una mattinata ci hai realizzato questa cosa, bellissima. Signori, se volete vederla siamo qua in diretta, venite qui al centro commerciale Corte Santa Maria. Bellissima Adriano, grazie ancora, spettacolare. Quindi allora, intagliatore artistico, la parola giusta, tu sei un autodidatta tra l'altro. Sì, autodidatta. Non ti ha insegnato nessuno, tutta roba tua? Tutto, sì, a piedi so. Perché tu hai anche una storia che va raccontata, insomma, perché tu eri, penso, pizzaiolo, non lo sei più però. Sì, panettiere e pizzaiolo. Panettiere e pizzaiolo, e lavoravi fuori dall'Italia e fuori anche dalla Sardegna. Panettiere qua a Sassari, pizzaiolo per il mondo, dai. E poi sei stato fuori Italia Fuori fino Italia, a un po' di anni fa. sì. Dove lavoravi? Barcellona, Palma di Mallorca, Parigi, Londra. Ah, quindi hai anche un po' girato. Sì, fino in Argentina sono sceso. Fino in Argentina hai portato l'arte sassarese della pizza e della panificazione? Sì, così. Dove hai lavorato di bello? In che locali? Adesso non me lo ricordo, però pizzerie italiane. Cioè lavoravi talmente tanto che quei lavori lì sono massacranti. Non me lo ricordo proprio, comunque pizzerie italiane, sì. Ok, e quindi poi dopo un po' che cosa è successo? Niente, sono rientrato, un po' di nostalgia e... La nostalgia, La nostalgia canaglia. La nostalgia della terra. Sì, sono rientrato e... Cosa hai fatto appena sei rientrato? Hai cercato lavoro? No, mi sono divertito. Ti sei divertito? Ah, non sei andato a cercare lavoro. Avevi guadagnato troppo in giro? Avevo i soldi. Ah, ok, perfetto. Però poi finiti un attimino i soldi che ti sei divertito hai detto, qua dobbiamo fare qualcosa. Esatto, però il lavoro non è che se ne trovava tanto. E quindi ti sei inventato questa cosa. Sì.
Mi raccontavi prima della diretta che un'amica ti ha mandato un video, raccontaci un po' con calma. Un'amica mi ha mandato un link di YouTube. Sì? E niente, ma mi sono appassionato, di intaglio proprio, mi sono appassionato e da lì ho continuato. Quindi ho iniziato, volevo dire. Hai iniziato proprio da lì, circa 7 anni fa, se più non o sbaglio. meno, sì. Era un giocando. video già che intagliavano Sì, frutta, sì. perché è da un po' che c'è questa tecnica comunque. Nel 1300 in Thailandia. Però, quindi è una tecnica antichissima. Era sempre fatta per abbellire. Sì, insomma, per abbellire era un lavoro femminile di donne, dai. Però lo facevano in Thailandia, è nato tutto. Non pensavo che era dal 1300, devo dirti la verità. Più o meno, io ero piccolo là. E quindi intagli, ecco, intanto vediamo delle immagini che stanno andando di alcuni dei tuoi lavori, vedo che qui stiamo parlando forse di un buffet, no? Un buffet di matrimonio, quali sono un po' i tuoi clienti, diciamo? Soprattutto matrimoni, eventi, lauree e via dicendo. Sì. Bellissimo, quindi cos'è? Il tocco di classe a un buffet, a un... Sì, come... Insomma, io cerco di abbellire il buffet, non che non sia già bello di sé, certo. però cerco di... come la donna già è bella di suo, però si trucca, si veste bene. È bella questa metafora, bravo. E io quindi... nel buffet, già che è bello di suo, cerco di dargli un tocco artistico. Certo, e abbellirlo ancora di più, quindi sì. Fondamentalmente tu lavori con i matrimoni ma anche con altri eventi, se ti chiamano, eventi particolari magari, no? Sì. Perché riproduci loghi, riproduci immagini, un po' di tutto. Sì, ogni volta che mi chiamano in un evento io realizzo il tema che mi chiedono. E intagli, allora hai detto vegetali, qua abbiamo questa bellissima anguria che ci hai portato, però anche zucche, cose del genere. Sì, dipende dal periodo, uso la verdura o la frutta. Di stagione, allora anche tu sei di stagione, come grandi chef, i ristoranti. A chilometro zero. Giusti, perfetto, quindi chilometro zero di stagione, grande Adriano, quindi segui anche tu. Frutta di stagione, bio. Bio, pure bio? Ah, perché cambia? No, no, magari cambia. No, la corteccia, come si chiama? La buccia del cucumero cambia, se è bio oppure no. Quello che trovo in taglio, però è quello che si presta nella stagione. Ok, e saranno sempre, magari hanno anche diversi gradi di maturazione che magari tu riesci, più acerbi, meno acerbi, come funziona? Sì, infatti la frutta e la verdura la scelgo sempre io per intagliare. Perfetto, quindi chilometro zero, bio, di stagione, Adriano va dai fruttaroli, dai esatto, già tutti mi conoscono. Ok, perfetto. Però anche il formaggio, se non sbaglio. Il formaggio sì, lo intaglio il formaggio ho iniziato per i campionati. Qua vediamo qualcosina, per vedi i campionati misto, ecco. Comunque si prestano molto bene per i buffet salati. Certo, buffet salati, formaggio, buffet un po' così, la frutta e la verdura. Questo è formaggio forse fatto questo a rose bellissimo. Di formaggio, sì. Incredibile veramente. Ma da dove sei partito qua? Da un formaggio normalissimo? Una forma, una peretta? Sì, un formaggio abbastanza compatto, morbido e... Quindi è importantissimo ovviamente sì. la consistenza sì. e tutto. Sì, col formaggio con i vermi non riesco. Ah no, quello è un po'... quello mi viene bene mangiato. Infatti, ok. Senti, ci sono delle differenze quando intagli un vegetale o il formaggio? Cioè, la consistenza, sì. La consistenza è quella che fa più... La consistenza, sì. Con i vegetali stai più che altro a seghettare nell'intaglio e nei formaggi vai liscio così gli lasci anche l'effetto cromatico. Certo, effetto cromatico che nel formaggio ci può essere magari per lo spessore, la profondità. Nella frutta è più facile, per esempio questa anguria qua che vediamo qui, hai l'effetto della buccia fuori, quella appena sotto che è un po' verdina, poi abbiamo il bianco, abbiamo il rosso, forse la frutta ti dà più possibilità, vero? L'anguria è la regina, per me è la regina dell'estate. L'anguria è la regina dell'estate, adesso viene l'inverno cosa facciamo? Le zucche? Zucche sì, però io nel mio caso
mi arrangio nella vita, vado avanti a ritratti, disegno a matita. Ah, che sei anche, quindi da quando tu, no, questo lo facevi anche da piccolo forse? Da bambino ho iniziato a disegnare. A disegnare, ok. Sì. Poi è 7 anni fa che con questo video di YouTube di questa amica che ti ha mandato, sei partito con l'intaglio. Sì, diciamo. con l'intaglio ne ho parlato di questo, mi sono inventato un progetto, ne ho parlato con una mia amica, Luciana Spano, che poi è diventata la mia socia. Perfetto, la mia socia in affari, e mi sono inventato il nome, Sardi alla frutta. Ah, Sardi alla frutta, ricordiamolo, Sardi alla frutta. Poi lo ricorderemo ancora, c'è una pagina Facebook che si chiama Sardi alla frutta, ci sono tutte le creazioni di Adriano, giusto? Sì. Matrimoni, eventi e tutto, però Adriano ha anche tanti VIP. Sei stato fornitore di tanti VIP, li hai incontrati, sì. Quindi No. ti sono capitati, abbiamo anche delle foto, adesso tra poco ne vedremo. Sì, è capitato che ho fatto dei ritratti a personaggi ecco famosi. Qua, per esempio Gianni Morandi. Eccolo qua. Dove l'hai trovato? Gianni Morandi era a Sassari per una manifestazione di libri, che se mi ricordo, con Geppi Cucciari in Piazza d'Italia, e niente, dormiva a Porto Conte. Io con le mie informazioni sono riuscito a scoprire dove dormiva e sono andato a trovarlo. Sei riuscito ad andare a trovarlo, ma gli hai già portato in una sera ho fatto, in una sera l'ho visto che una cameriera di un ristorante di Alghero ha postato una foto, si è fatto un selfie, ha postato la foto e allora la sera ho fatto il ritratto, l'indomani mattina gliel'ho portato. Ah, gliel'hai portato subito alla sua insaputa, quindi ti sei presentato là con il... Sì. Benissimo. E poi altri ancora, perché parliamo di Franco Baresi. Sì, Franco Baresi è venuto, è stato invitato a Sassari per... Eccolo qua. Perché... Da un club forse? No, lui, com'è che si dice? Lui recluta i ragazzini che... Ah sì, fa l'osservatore calcistico sportivo. Sì. E quindi era qua in quell'occasione. Era ospite, è stato... Anche lì tu mi sono infiltrato. Sei arrivato infiltrato e via, poi vabbè anche comici e personaggi locali, eccoli qua, Pino e gli Anticorpi e Benito Urgu e via. A Benito Urgu gliel'hai fatta enorme. Sì, era uno dei primi ritratti. È alta come lui, più o meno. No? Quindi insomma anche spazi, anche hai incontrato dei VIP, ti sei sempre presentato con la tua creazione, bravo Adriano. Tra l'altro molto belle, tutti i ritratti erano, se non sbaglio, è vero? Sempre hai fatto dei ritratti dedicati a loro, con le loro facce, i loro visi. Perfetto, benissimo. Senti, tu penso che a Sagre Feste ci andrai un po' poco in questo periodo, o da quando fai questo lavoro, vero? Sì, più che altro ci lavoro con ci queste lavori, cose, sì. Esponi, quindi noi andiamo a vedere qualche evento di questo fine settimana, anche se tu non ci potrai andare perché sarai impegnato in laboratorio, giusto? Sì, sicuro. Giorno e notte, ok. Dai, partiamo da Macomer. Ti piace la birra? Abbastanza. Artigianale, normale, tutta la birra. Quando quello che c'è da disegni bere, tanto, io me lo la bevo. birrettina? Tutto quello che c'è da bere lo bevo. Benissimo, allora a Macomer c'è l'Oktoberfest il 20 e 21 settembre, è la terza edizione di questa manifestazione che riprende un po' quello che è la festa della birra tedesca, quindi dal 20 al 21 settembre. Macomer Oktoberfest, c'è anche un evento su Facebook per vedere tutte le informazioni che si chiama appunto, basta digitare, Macomer Oktoberfest 2019. E poi da Macomer andiamo a Mandas, qua c'è la sagra del formaggio, qua potevi rientrarci. Non ti ha chiamato nessuno? No, niente. Allora, se siete ancora in tempo, manca qualche giorno, tanto lui lavora anche di notte, quindi un formaggio, un intagliamento così al volo si può fare. Si può fare? Ok. Tutto si può fare. Ok, allora Amanda, se ricordiamo, è la sagra del formaggio, il 22 settembre, anche qui insomma è il paese famoso per il trenino e il ducato, ottimo formaggio, personaggi, storia, luoghi e tradizioni, tutte le informazioni, eccole lì, la pagina della Proloco di Mandas, ok? Ok Adriano, benissimo. Ti porta a vedere invece un evento passato, ci stai? Sei qua? Puoi stare ancora qua un po' con noi? Sì. Ok, grazie. Lo scorso weekend, venerdì però precisamente, siamo stati a Stintino a fare una diretta di Stintino Guitar Contest, un contesto
per giovani chitarristi, bellissimo. Tanto ci tengo a ringraziare tutti i nostri amici che ci hanno seguito, siete stati più di 5.500 in diretta Facebook quella serata lì, quindi grazie veramente. Noi abbiamo un piccolissimo contributo di quella serata, ce lo rivediamo volentieri, ti va Adriano? Perfetto. Sì, allora via, Stintino Guitar Contest, il contributo. E con la vincitrice del primo Stintino Guitar Contest abbiamo aperto la seconda edizione, Giada Moschella. I ragazzi sono dietro il palco e sono assolutamente emozionati. Qualcuno è tornato, qualcuno è qua per la prima volta, è un concorso per loro estremamente importante. Appunto per questo, siccome sono tutti in giro, facciamoli sentire il calore della piazza, anche se fa freddo. Facciamo un grande applauso a tutti i 9 partecipanti che vengono da varie parti dell'isola, della Sardegna. Allora, vince la seconda edizione dello Stintino Guitar Contest, presidente Federico Melis. Federico! Con l'augurio che tu la suoni molto tempo e con salute. Stintino Guitar Contest, allora Adriano, un piccolo contributino, te l'ho fatto vedere, questi ragazzi Bellissimo. con le loro chitarre, ti piace Bellissimo. la chitarra elettrica, Sì, la bellissimo. musica rock? Sì. Wow. Comunque, allora l'evento intero sul nostro sito è www.sardignalife.it, potete vedervi tutto l'evento intero di quella serata lì, bellissima. Senti un po', ma tu fai tutto da solo o hai qualche collaboratore? Sull'artistico faccio tutto da solo, però c'è la mia socia Luciana che si occupa di mandare email, insomma il lato promozionale diciamo. Burocratico, perché Sar della Frutta è diventato associazione, Sar della Frutta è un marchio anche, è stato depositato e quindi si occupa per gli eventi dove... Bene. Insomma il lato burocratico io... No, quindi burocrazia e promozione lo lasciamo a Luciana, perché io con la quinta elementare non vado tanto... Ok, senti un po', però collabori anche con Luciana, collaborazione interna, ma qui a Sassari anche con delle attività. Sì, collaboro con parecchi ristoranti, con i migliori ristoranti di Sassari e dintorni. Quindi che porti le tue creazioni, le tengono un po' lì. Ad esempio la Maison di Sassari. Ok, quando ti richiedono che magari hanno matrimonio o cose. Sì, la genuina gastronomia, anche la Torre Alghero, il ristorante La Torre. Bene, quindi ti muovi di Sassari, questa zona qua, ma se ti chiamano tu vai ovunque. Sì. Ok, perfetto. Un'altra cosa volevo chiederti prima di mandare un pochino di pubblicità, ma abbiamo visto l'intaglio, stiamo parlando di intaglio, poi vedremo anche un pochino di tecnica, però ho visto una foto sulla pagina di Sardi alla Frutta, un candeliere simbolo diciamo di Sassari. Sì. Quello invece è un intaglio, eccolo qua, guarda che bello. 40 centimetri di... Quello è intaglio e componimento. Intaglio diciamo. e composizione. Quindi ci sono assemblaggio è più che più altro. verdure, più frutta, le hai Di messe tutto, insieme? c'è verdura e frutta.
Ho usato i broccoli, i cavoli e i broccoli di tutti i tipi per fare insomma tutto quanto. Sempre di stagione, giusto? Sì. Perfetto, sempre di Sempre stagione, di stagione, mi chilometro raccomando. zero. Dai, facciamo un po' di pubblicità, poi torniamo qui con Adriano. Ci vediamo fra poco. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci qui con Adriano Cossu. Adriano, sei rimasto con noi, non sei andato a comprare qualche anguria, no? No. No, dai, Adriano, rimani con noi perché adesso voglio andare un pochino nel tecnico, Voglio un attimino sapere come fai, perché abbiamo detto autodidatta, tu non hai mai fatto nessun corso. No. Ti sei proprio creato da solo dalla tua passione del disegno, che avevi fin da bambino, Sì. giusto? Benissimo. Poi il video di YouTube dell'amica che ti ha fatto vedere gli intagliatori, passione da lì, via, si è partiti a disegnare, a creare, a intagliare senza corsi, senza niente. Senza niente. Complimenti, intagliatore. E parti da che cosa? Una fotografia, un'immagine, cioè devi fare un logo, come lo fai su Niente, mi faccio dare il logo e poi lo realizzo sull'anguria. Quindi tu ce l'hai, per dire, non so, hai un computer, c'hai lì la foto davanti? Beh sì. E lo realizzi tale quale sull'anguria. magari poi aggiungi qualcosa di tuo, tipo nel nostro c'è aggiunto dietro la bella Sardegna, Sì. il nostro logo, quindi alle volte lo lascio com'è originale, alle volte lo personalizzo. dipende com'è il logo. Il nostro era un po' lungo così, invece altri magari sono più arzighigolati, si dice così, non lo so. E poi attorno via con i ricamini, guarda qua che belli quindi quello è tutto fatto a mano senza seguire uno schema particolare? Tutto a mano libera. Quello che ti viene fai. Complimenti veramente. E gli attrezzi che usi, prima stavamo parlando così prima della diretta, ma è uno solo un coltellino, un stiletto. Eccolo qua. Uno stiletto thailandese. Uno stiletto thailandese, Sì. Aprilo un po'. Stiletto thailandese, flessibile, d'acciaio. Ma tu pensa che questo viene dalla Thailandia, però è diventato sardo. Ah, come mai? Che vedo Perché un mio amico di Mamoiada che fa maschere me l'ha intagliato me l'ha tutto. proprio intagliato il manico Bellissimo, con la maschera del mammutone e una Sardegna. Aspetta che facciamo vederlo, regia, guarda qua. Se si vede, lo metto un po' davanti alla camera, eccolo qua, lo stiletto thailandese sardizzato. Qua abbiamo la maschera del mammutone, sotto abbiamo la Sardegna, che tra l'altro è un inserto in corno. Sì, esatto, in osso, corno. E poi sardandese è diventato. Sardandese. Perfetto, va bene, possiamo risparmiarci le battute. Grazie, arrivederci. Non torno più. Ma torniamo su questo oggetto veramente. Come si chiama l'artista? Te lo ridò. Si chiama Marco Cadino di Mamoiada. Bravissimo Marco, fantastico. E non solo fa le maschere, è anche un mammutones. Quindi insomma, Mamoiada fa maschera mammutones, un mammoiadino doc, quindi Marco.
perfetto, bellissimo quell'oggetto, quindi solo con questo stiletto tu crei tutto quello che abbiamo visto prima, Sì. fantastico, fantastico veramente, quindi sia sui vegetali che sul formaggio è lo stesso attrezzo? Sì. Ah, benissimo, e quando non c'è più ce n'è già uno di scorta? Ne avrò una trentina. Però questo è quello Questo è quello ufficiale, sì. quello ufficiale, quello numero uno. sì. Ecco, per esempio, volevo tornare un attimino su questa anguria che ci hai portato. I tempi, mi hai detto in una mattinata sei riuscito a fare tutto. Sì. Ho iniziato stamattina alle 8 ero già all'opera. Però può andare a ispirazione, in ispirazione, a ispirazione può andare, magari ci puoi mettere 2 giorni perché non ti viene l'idea e magari per una cosa ci metti un'ora? Ti può capitare questo? Sì, per i formaggi ci ho messo 5 giorni l'uno. Ah. Per i formaggi, ma ci sono delle opere che ci ho messo di tempo, ci ho messo 1 giorno e mezzo. Ad esempio l'anno scorso il comune ha indotto un concorso sugli artisti che dovevano portare delle opere sui candelieri. Sì. È stato fatto proprio l'anno scorso ad agosto. Io ho riprodotto uno dei quadri più famosi di Giuseppe Biasi su un'anguria. Ah, bellissimo. E ci ho messo un giorno e mezzo. Un giorno e mezzo, ci hai pensato un po' di più rispetto alla nostra anguria? Quello. Perché è molto particolare come quadro, e riportarlo su un'anguria. E lì, scusa, errare si può o se c'è un errore devi rifare tutto? Come funziona? Puoi tornare indietro magari? No, su un ritratto, insomma, con un po' di esperienza adesso riesco a camuffarlo, però agli inizi un errore lo pagavo. Scambia anguria, contento il fruttivendolo. Sì, no? sì. Ok, devi rifarlo. Senti, andiamo anche un po' alle cose serie, perché qui ragazzi, qua sei venuto Adriano, tutto simpatico, carino, qua stiamo parlando così, ma ragazzi, Adriano Cossu è campione italiano di intaglio 2019, lo vogliamo ricordare? Dove l'hai vinto questo titolo? Loro? Il campione italiano, dove l'hanno fatto? A Rimini, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi. Quindi attualmente, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi, attualmente sei il campione italiano? Sì. Poi sei andato anche in Lussemburgo a fare che cosa? No, prima. Prima del campionato italiano? Gli italiani c'erano i campionati del mondo della cucina a Lussemburgo e lì ho beccato l'argento. Pam! Argento prima di diventare campione italiano, quindi sei vice campione del mondo e campione italiano. Sì. E poi mi hai detto che però adesso ci saranno nel 2020, mi sembra, febbraio 2020 forse. Le Olimpiadi. Cioè il campionato italiano le stesse date ma non puoi partecipare forse? No, purtroppo combaciano le stesse date. Tu devi andare alle Olimpiadi. Dove vai? Sali? Campionato del mondo, campionato italiano, bisogna andare alle Olimpiadi per forza. Dove le fanno le Olimpiadi? A Stoccarda. A Stoccarda, in terra tedesca. Yeah. Avrai seguaci, ci saranno tifosi o ci avrai tutti contro? In Germania ce n'è di sardi italiani. Ma tutti mi conoscono in Germania. Bene. ok, benissimo. Senti, torniamo a parlare un po' di eventi. Sì. Perché noi parliamo di eventi nella nostra trasmissione, però ti faccio vedere un videomessaggio del sindaco di San Sperate, poi lo commentiamo insieme, va bene? Sì, bello. Sindaco di San Sperate, videomessaggio. Cari amiche e cari amici, buonasera. Eccezionalmente faccio un video, con vostra grande gioia immagino, per comunicarvi una notizia. Campioni d'Italia siamo noi. Perdonatemi il piccolo intermezzo musicale, ma è arrivata l'ufficialità. La Sagra delle Pesche si è aggiudicata il titolo di campione nazionale del torneo organizzato dal Fiere Italiane. Punteggio finale 7.921 a 6.482, quindi complimenti anche ai nostri avversari che si sono fatti valere perché hanno ottenuto un risultato importante, 6.482 voti, non sono sicuramente pochi.
È stata quindi una finale molto combattuta, ci sono state anche un po' di qualche contestazione da parte degli avversari che probabilmente si erano preparati bene ma non si aspettavano di trovare un avversario così agguerrito come siamo stati noi. Quindi vi ringrazio per la vostra partecipazione, è stata un'esperienza molto bella e divertente, perlomeno io mi sono divertito, ho visto molta partecipazione, mi ha fatto piacere anche sentire vicino tutti i nostri compaesani che sono lontani da San Sperate, ma che con questi piccoli giochi, con queste piccole cose possono vivere e sentirsi un pochino come a casa. Ci fa piacere che una sagra sarda abbia prevalso sulle tutte le altre sagre del nord, del sud e del resto d'Italia. È stata una bella soddisfazione anche questo, dai, anche se è un gioco. Comunque, grazie a tutti e i campioni d'Italia siamo noi. Ciao! E allora complimenti a San Sperate, hai visto Adriano, vincitrice, la miglior sagra del 2019 in Italia, complimenti al sindaco Enrico Collu, ci ha mandato questo videomessaggio e magari un giorno parteciperai anche tu alla sagra di San Sperate, sagra delle pesche, a intagliare pesche, no, quelle pesche, a intagliare pesche, hai mai intagliate le pesche? Sono piccoline? Sì? Come vengono? Vengono bene? Con il vino. Allora facciamo un appello, sagra di San Sperate al sindaco Collu, abbiamo Adriano che intaglia anche le pesche, vengono delle cose incredibili. Col vino e sono la morte sua. La pagina è Sar della Frutta, sì, col vino dopo, prima guardiamo la bellezza e poi il vino. Senti, andiamo a vedere altri eventi di questo weekend, ok? Via, dove ti porto? Ti porto a Cagliari, Festival dell'Oriente a Cagliari. Sei mai stato? Sempre, sì. A Cagliari, Festival dell'Oriente non l'hai mai visto? No. È una cosa molto molto intrigante, eccolo qua, dal 20 al 22 settembre a Cagliari c'è la pagina Festival dell'Oriente su Facebook e c'è di tutto, arti marziali, gastronomia orientale, medicina naturale, spettacoli, una cosa molto interessante a Cagliari. Andiamo avanti, torniamo, ma avevi detto prima che bevevi la birra, penso che berai anche il vino. Io sono di vino. Ah, tu sei di vino, hai fatto un'altra battuta, complimenti. La mano, prego. Arrivederci. Un'altra battuta, arrivederci. Settembre in Tuili, a Tuili è la festa del vino, c'è anche vino e tutto e per salutare l'arrivo dell'autunno. Tutte le informazioni sulla pagina della Proloco di Tuili, ricordiamo la giornata è il 21 settembre in Tuili. Ultimo evento selezionato da noi, torniamo a parlare di vino, guarda un po'. Il Nuragus a Nuragus, altro grande prodotto, la sua festa a Nuragus il 22 settembre, quindi la rassegna con degustazioni, incontri con enologi appassionati, si discute anche e intanto si degusta l'ottimo Nuragus, 22 settembre. Volevo farti notare che dicono che le carote aumentano la vista, fanno bene alla vista, ma il vino la raddoppia. Benissimo, altro complimenti, non tornerò mai più. Noi continuiamo qua e la terza va. E infatti siamo giunti alla fine, guarda caso siamo proprio giunti alla fine. Che bello. Ti sei giocato anche questa battuta, perfetto. Senti un po' Adriano, a parte gli scherzi, torniamo seri, gli impegni che hai, che stai preparando, delle creazioni, so che hai qualcosa? Sì, c'ho un'opera da consegnare al ristorante La Maison, poi niente, la prossima settimana, il 27 di settembre. 27 settembre sarò alla Metro di Sassari per salutare l'autunno che è appena entrato, dare il benvenuto all'autunno. Poi niente, mi preparo per la fiera di Sassari. Per la fiera di Sassari, che sarà per la promocamera, che sarà a ottobre, l'11, il 12, il 13. Il 13, quindi lì sarai come espositore e farai vedere tutte le tue creazioni. Sì. Quindi se volete vederle dal vivo, la prima occasione è la promocamera, giusto qua a Sassari. Esatto. Per tutti chi volesse vedere le creazioni come questa bellissima anguria qui. Saranno spiedini di frutta, go di tutto e di più, ad a assaggiare. profusione. Mentre per tutti gli altri che ti vogliono seguire in rete sul web hai una pagina Facebook, giusto? La ricordiamo ancora una volta. Sardi alla frutta. Sardi alla frutta. Sì. Lì sopra c'è tutto. Instagram. Tutto di più. Instagram, sempre Sardi alla frutta, perfetto, quindi Instagram o Facebook, le creazioni di Adriano
su Sardi alla frutta, ricordiamolo ancora la pagina. Senti Adriano, grazie veramente di essere stato con noi, grazie per questa opera bellissima che ci hai dedicato a Sardinian Life. Io ringrazio Cesare Donati in regia, Chico Pivo alle telecamere. Vi ricordo che la puntata la potete vedere sul nostro sito www.sardinianlife.it. Se avete delle comunicazioni da mandarci, la nostra mail è info@sardinianlife.it. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.